Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, può stare con noi, lei può stare con noi fino alle 9:15, poi comincia la sua giunta. Un paio di domande che partono da quello che è accaduto in Veneto, insomma i nostri giornali radio l'hanno ampiamente riportato. A Quinto qualche giorno fa i residenti di un condominio si sono sostanzialmente ribellati contro l'arrivo di un centinaio di profughi da mettere in appartamenti sfitti. A Eraclea c'è stato un problema non dissimile, è stato chiesto al sindaco di fare l'incivile fra mille virgolette, il sindaco ha preso tempo, ha cercato di mediare fra le varie posizioni, e poi io le riporterei, e da questo partirei, la frase di Matteo Renzi: cerchiamo di restare umani. Governatore Zaia, e aggiungo un'ultima considerazione che in realtà è un numero. Stamane su Repubblica sono riportati dei dati. Rispetto allo scorso anno il numero di migranti sbarcati in Italia è superiore dell'8%, quindi non c'è l'invasione di cui tutti parlano, e poi il Veneto accoglie 5.000 rifugiati, che è un numero decisamente inferiore ad esempio alla Sicilia. Luca Zaia. Partiamo dalla risposta veneta. Non è assolutamente vero, nel senso che il Veneto ha ottemperato a quella famosa quota del 10 luglio 2014, poi questa quota è stata riaggiornata almeno un paio di volte, per cui siamo ancora oggetto di invio. Noi diciamo che abbiamo già dato, perché abbiamo 517.000 immigrati in Veneto, rappresentano l'11% della popolazione, siamo una delle prime 3 regioni in Italia per numero di immigrati. Non è che le altre regioni hanno il 10,5, il 9, hanno il 3, il 4, il 5%. Consideri una cosa, che questi immigrati sono arrivati da profughi qui da noi, cioè li abbiamo accuditi. Oggi il nostro sistema, modello di integrazione, è un riferimento nazionale. Quanto a Quinto, le dico che la partita è una partita che non è stata assolutamente organizzata dalla politica. Sono arrivati di sorpresa 101 migranti in un condominio, in un piccolo condominio dove c'era una trentina di persone e un bel po' di appartamenti sfitti. E sfortuna ha voluto per chi li ha inviati che quelle persone erano giovani coppie con bambini che non hanno avuto e non hanno i problemi degli anziani, sono uscite subito di casa e si sono accampate con le tende nel giardinetto condominiale. Questa è la vera storia di Quinto. Mi permetta, e poi mi zittisco, peraltro su Quinto vorrei anche specificare che io mi sono interessato dal giorno dopo i fatti, non conoscevo quelle persone, non conoscevo neanche il condominio, a dirla la verità. Mi sono interessato e ho trovato anche condivisione onestamente a livello nazionale, parlo del Ministero degli Interni, rispetto al fatto che così non si fa ospitalità, tu non puoi imporre a un condominio una pressione demografica di immigrati a quei livelli. Mi permetto di dirle una cosa che non si dice mai. Nel 2011, governo del centrodestra, abbiamo avuto l'arrivo primavera araba di 62.000 immigrati. Da qui si fanno i respingimenti, si fanno i famosi centri di prima accoglienza in Nord Africa. Nel 2012 siamo col governo Monti, 13.000, quindi crollano. Nel 2013, governo Letta, torniamo su a 43.000. Nel 2014, le cito i dati a memoria ma non li sbaglio, si fidi, nel 2014 inizia l'era Renzi, siamo a 170.000 e quest'anno 2015 chiuderemo a 200.000. Perché le dico questo? Perché non chiamarla invasione è sbagliato, cioè non siamo davanti a una fase emergenziale, ma siamo davanti a una fase che ormai si è cronicizzata. L'idea che è passata nel mondo africano è quella che tu puoi raggiungere le coste del Nord Africa, imbarcarti anche senza documenti in quei barconi che spesso sono oggetto di morte purtroppo per molti immigrati, e arrivare sul territorio nazionale. Però posso fare una controobiezione, governatore Zaia. Lei ha riportato il ciclo di tendenze di arrivi. In realtà negli anni in cui gli arrivi sono stati pochi, è vero che probabilmente sono stati figli della politica dei respingimenti. Politica, ricordiamolo, che però è stata condannata con una sentenza della Corte europea. Ma questo lo so benissimo, infatti, per non far più quegli errori varrebbe la pena di coinvolgere la comunità internazionale. Oggi c'è una riunione importante sul ricollocamento di varie migliaia di rifugiati e probabilmente i ministri prenderanno una decisione che interessa anche molto anche noi italiani, Zaia. Sì, guardi, le dirò che se poi a vedere le regole cosa ci hanno imposto prima che quegli immigrati se vengano portati in giro per l'Europa, penso passi molto tempo. Però al di là di questo, guardi, non discuto di questo, ben venga, anche un solo immigrato ospitato da qualche parte, ben venga. Io dico che la comunità internazionale, parlo dell'ONU in particolar modo, ha un comportamento che è scandaloso. Mi chiedo a cosa serve l'ONU in un momento come questo, dove c'è sostanzialmente un esodo biblico che non arresteremo se non si vanno lì a creare le condizioni, innanzitutto per accudire, per rifocillare, per curare. I veneti sono i primi a mandare i loro medici.
Però lì dobbiamo verificare chi è veramente ha i requisiti per avere lo status di rifugiato e migranti economici. Senta, se lei viene in centro ad Eraclea, che è una località balneare, cioè è motore dell'economia del Veneto, il turismo, facciamo 17 miliardi di fatturato, siamo la prima regione d'Italia, lei viene lì, io ci sono andato l'altra sera, a parte il fatto che c'è una protesta civile, ma vede questi ragazzi dai balconi di questo condominio che è in centro, 243 migranti portati in centro di una località balneare, ripeto, con le cuffiette e l'iPhone. Cioè lei mi spieghi se questa è l'immagine di un rifugiato. Tant'è vero che poi sappiamo che i migranti su 3 non avranno mai lo status di rifugiato. Le cuffiette e l'iPhone oramai sono prodotti anche abbastanza abbordabili economicamente. Guardi, io non condivido questa sua riflessione, perché se tu scappi dalla morte e dalla fame, penso che l'unica roba che in tasca puoi avere, che so, però una volta che sono in Italia, $10 per comprare. Guardi Zaia, ci sono due ascoltatori non mi venga a dire che uno schieramento di immigrati con l'iPhone e le cuffiette e rappresenti il nostro immaginario di profugo. Forse noi siamo fuori dal mondo, per carità, può anche accadere, però il dato del Ministero poi mi dà ragione, mi dice che 2 su 3 poi non avranno mai questo status. Allora le pongo un'ultima riflessione e poi mi zittisco. Si fa tanto parlare della velocità di verificare lo status delle scadenze. Quello è uno dei problemi italiani, è verissimo. Sì, ma io pongo un altro problema. Sappiamo che dopo aver verificato lo status, chi non ha lo status, cioè i 2 su 3 che se ne devono tornare a casa, non vengono rimpatriati perché gli stati di partenza non li vogliono. Non a caso, aggiungo io, Matteo Renzi ha detto che bisognerebbe aumentare il numero dei rimpatriati. Aspetti, governatore, ci sono 2 ascoltatori e poi la lasciamo al Consiglio regionale. Prego. Uno Francesco dalla provincia di Vicenza, l'altro Marco da Padova. Comincerei da Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Io condivido pienamente quello che ha detto in questo momento il governatore Zaia, però voglio contestare questa cosa, che noi come veneti passiamo dalla parte dei razzisti, e come ho messo nell'SMS volevo dire che nelle nostre visite di Vicenza, Treviso, Padova, via dicendo, c'era una marea di immigrati che lavorava finché c'era lavoro. Purtroppo adesso con il poco lavoro anche loro sono dirottati in altre situazioni. Io che non riesco a capire è che volete fare arrivare tutti questi immigrati, li parcheggiate di qui e di là via, e comunque questi non fanno niente, anzi voi volete creare che noi veneti diventiamo proprio razzisti, perché noi non possiamo sopportare di andare in giro e vedere questa gente che non fa niente, anche perché noi ne abbiamo ospitato anche a forza di immigrati nella nostra colonia parrocchiale. Non potevamo neanche farli pulire la piazza, perché ci sono delle regole indescrivibili se si fanno male. Da quello che ho letto, guardi Francesco Zaia, non so se si arrabbierà, ma insomma il sindaco di Verona Tosi ha riuscito a far lavorare come giardinieri diversi rifugiati. C'è modo in realtà di impiegare le persone anche in servizi di bene comune utili, ma prima Marco da Padova. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche al governatore Zaia. Io invitavo il governatore stesso a non confondere i soliti numeri immigrati e profughi. Sono 2 cose completamente diverse. I immigrati sono all'interno di un tessuto sociale, come diceva l'ascoltatore precedente, è vero che a causa della crisi economica sono aumentati un pochettino anche la disoccupazione anche per loro. E in più volevo dire che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi come può essere l'immigrazione. L'accoglienza dei profughi, a mio giudizio, va gestita in maniera diversa, e diversa intendo l'accoglienza diffusa. Certo che se io metto 150 profughi all'interno di un complesso creo problemi, posso creare disagi. Ma se li sparpaglio sul territorio, le dice è più facile gestire. Io li distribuisco facendo un'azione di coinvolgimento anche della popolazione. Se io ne metto 5, 4, 5... Questo è un punto credo importante, Luca Zaia, uno sforzo di dialogo col territorio. In fondo i numeri dei rifugiati sono molto piccoli, mi permetto di dire, al di là del vero tasso sulla percentuale di immigrati che vivono in Veneto. Zaia, per chiudere un minuto. Velocemente, innanzitutto, lo dicevo prima, 517.000 migranti, però ho dimenticato di dire, giustamente lo ricordavo al cittadino di Vicenza, 42.000 sono senza